grazie a lui già 11 anni fa conobbi la grande Transnistria, che adesso è un territorio oggetto di interesse, e poi dopo Maurizio ci racconterà qualcosa, perché vorrei partire da questo. Infine poi dopo ha scritto un libro che è un po' legato alla sua esperienza di giornalistica, che seguendo le storie dei protagonisti dell'economia veneta. Il libro si chiama Banche Rotte, è stato uno dei primi libri, addirittura il primo libro, prima ancora che il fenomeno diventasse noto a tutti, di affrontare questa bolla, questa crisi delle due banche venete, e racconta, facendoci vedere il prima e il dopo, questi personaggi che erano molto famosi e potenti prima, che Maurizio ha incontrato per professione, perché li ha intervistati, Zonin ed altri, e poi come sono apparsi e come stavano cambiando gli usi, i costumi e gli atteggiamenti. Allora, di Maurizio prevalentemente sono racconti in cui il nucleo narrativo è l'esperienza personale e vede, quindi un po' più biografica, specialmente nei primi 3 libri, che si chiama Viaggi al confine dell'Occidente in Albania, sulle ali del Leone, fino ad arrivare ad est del nord-est. Il pregio di Maurizio, secondo me, è di arrivare un momento prima a guardare dove gli altri non guardano al momento, all'istante. Cioè lui viaggia in Albania e ci fa scoprire un'Albania che allora era solamente immigrazione e battelli che partivano da Vallone e arrivavano nelle coste del sud dell'Adriatico. Sul Banche Rotte ci racconta questa storia proprio all'inizio, proprio prima ancora che diventa dominio e cronaca, che continua ancora adesso perché c'è il processo ancora in corso. E a est e nord-est ci racconta della Transnistria, che cos'era, l'ho imparato da lui, e adesso è un territorio estremamente delicato in questo momento della storia, e quindi io partirei, prima di raccontare del suo libro, qualcosa ci dovrebbe raccontare di quella sua esperienza di viaggio in Spider da Venezia fino alla Transnistria. Allora, grazie intanto Nicola, grazie Silvia, grazie al Grand Center per questo invito. Mi spiace perché io sono qua per parlare di un libro, tu me ne chiedi un altro, oltretutto di 10 anni fa, e d'attualità non ci sono arrivato in Spider in Transnistria. In Spider sono andato fino alle Porte di Ferro e dopo più avanti verso Bucarest in Romania. La Transnistria l'ho raggiunta con varie vicissitudini passando a Moldavia, ed è uno stato che non c'è, o che in teoria non dovrebbe esserci, perché è arrivato nel 92, 91, 92 la guerra civile, la parte, diciamo così, filorussa, russofona della Moldova, che era una delle repubbliche dell'Unione Sovietica. Scoppia questa guerra civile contro i moldavi, che invece sono rumeni, e si congela la situazione con questo staterello che è dall'altra parte del Dnistro, e lì rimane congelata la situazione, come potrebbe adesso rimanere congelata con una parte dell'Ucraina. Uno Stato non riconosciuto da nessuno, come l'Abkhazia, l'Ossetia del Sud, che ha ancora un nucleo dell'esercito russo che in teoria faceva da interposizione, che adesso di fatto invece è diventato fondamentale, perché è quello che potrebbe in teoria partire e chiudere l'accerchiamento su Odessa, ne stiamo parlando adesso. La Transnistria è uno stato tortura di fatto, cioè uno stato dove tutto viene controllato da Mosca o dal Cremlino, però è anche conosciuto per qualcos'altro, oltre a questo incunearsi fino quasi al Mar Nero.
perché nella capitale di questo piccolo staterello che fa 500.000 di abitanti circa, che si chiama Tiraspol, c'è una squadra di calcio che è lo Sheriff, che è stato anche in Champions League, tra le altre cose. Quando sono andato io 10 anni fa, la squadra di calcio, come metà del resto dell'economia del paese, era sotto controllo di un'unica persona, si chiamava Oleg Smirnov, e questo controllava società di telefoni, fabbriche, perché dicevano fabbriche di munizioni, ma anche ci sono delle fabbriche tessili dell'abbigliamento. Si dice che ci sono delle fabbriche che poi lavorino anche per la Moncler, per esempio. È uno di quei posti proprio dall'estremo oriente, alle periferie dell'Europa, dove gli imprenditori del nord-est andavano, forse vanno ancora, a cercare manodopera a più basso costo. Ma la cosa incredibile è che questo personaggio controllava metà dell'economia del paese, un paese che aveva una sua moneta che era il rublo, non si sa bene come era fatto, e che viveva fondamentalmente di traffici, scambi, non era una piccola tortuga, oltre ad essere anche un grande produttore di distillati. E aveva anche, e ha ancora, ma anche la particolarità, nell'altra importante città che si chiama Bender c'era un castello, perché lì arrivò appunto Cusano, ed è citato nel Barone di Causo, quando si è sparato con la palla del cannone, il barone si è sparato proprio da quel posto lì, perché nella varia espansione dell'impero zarista arrivò lì, fino alla foce del Nistro, e per controllare nelle varie battaglie contro i turchi dell'impero ottomano. E questo stato di fatto 10 anni fa sembrava congelato ai tempi dell'Unione Sovietica. Questo fu il grande, oltre a essere completamente non riconosciuto, aveva l'altra questione fondante, che tra i simboli, tra le bandiere, ma anche le statue, erano richiami diretti come un viaggio nel passato all'Unione Sovietica, e quindi davanti al Politburo, alla sede del Parlamento della Transnistria, c'era la statua di Lenin che campeggiava, credo che ci sia ancora lì, a differenza di altri posti l'ha tenuta su. Nella bandiera, nei manifesti, la faccia e il martello ci sta, non magari nella bandiera, ma anche nei manifesti che c'erano nelle varie giornate di tutto il resto. Ma io ero stato in Unione Sovietica quando ero piccolo, negli anni 70, quindi sono anche vista questa storia, ma a me sembrava che anche le donne fossero vestite come ai tempi sovietici, quindi questi vestiti un po' in acrilico con questi colori un po' tenui, un po' no, le scarpe con i tacchi, ma che vedevi che erano non semplicissime da indossare, e c'era una certa eleganza comunque, perché c'era sempre un certo orgoglio e c'era bellezza, ragazze belle. Però tutta l'economia, tutta la vita anche, e anche le persone che ho incontrato. C'è anche un video che abbiamo fatto, io e Enrico Stocco, il videomaker con cui ho girato sulle ali del leone in diverse missioni, già siamo andati anche fino a Istanbul, sempre per seguire le rotte della Serenissima. Abbiamo girato anche questo documentario che c'è su YouTube, che potete vedere, dove c'è anche il racconto di questo incontro che avevamo fatto con questo personaggio che è un cosiddetto imprenditore, non del nord-est, ma era più del sud Italia, ebreo, che 10 anni fa era uno che faceva la spola fra Chisinau, che è la capitale della Moldova, e Odessa, passando ovviamente da Tiraspol e alla Transnistria. Che cosa facesse esattamente questo con questi traffici non l'ho mai capito a fondo e non gliel'ho mai neanche chiesto poi, ma nel documentario si vede anche che abbiamo rubato, perché alla fine come, questo era un personaggio che raccontava, e ci raccontava come tutto funzionasse incredibilmente. Una delle cose che mi ricordo di questo posto è che una delle poche sedi dell'UBS nell'est europeo, nell'Unione delle Banche Svizzere, era a Tiraspol,
cioè c'era tipo una era a Mosca e una era a Tiraspol, da quelle parti, nell'ex Unione Sovietica. Cosa ci facesse una sede dell'UBS, banca grande svizzera, in posto del genere, in uno stato non riconosciuto da nessuno, uno potrebbe anche capire e intuire alla grande. L'altra impressione appunto è che girando con questi, parlando anche con i vecchietti, questi proprio raccontavano dei tempi con grande nostalgia dell'Unione Sovietica, ma che qualcuno ti tenesse sempre d'occhio. Ed è una cosa che, non so, qualcuno annuisce, perché appunto era talmente ibrido e strano questo posto, non riconosciuto, dove anche tu che giravi, soprattutto noi giravamo un po' come al solito, piuttosto visibili perché avevamo la telecamera, dopo quando si chiedevano ma voi siete giornalisti? No, turisti, no, un telecamerone dietro che girava accostato, e poi figurati te, però anche lì nel video che gira, nel documentario si capisce perfettamente anche lo spirito che c'è.